Ciao, buonasera a tutti, io sono qua, Gualberto, che mi sto facendo una passeggiata a Marsala e sono tutto tranquillo. Oggi stiamo facendo una passeggiata, ci stiamo facendo qua dentro Marsala e c'è una giornata per bene oggi, tutto bello tranquillo, c'è un bel sole e si sta meraviglioso, bello tranquillo e ora me ne vado stasera perché sai che sai una paratura stai qua a Marsala, che vado a fare a Campobello, in pieno pomeriggio non c'è niente, non vai a casa non c'è nulla, mi stai qua una giornata a Marsala e tutto qua e poi più tardi gli ultimi tempi come li hai passati, Cicciuzzo? Gli ultimi tempi ho passato un pochettino tranquillo, non mi posso lamentare Alberto, non mi posso ringraziare a Dio fino a quest'ora, sono tranquillo. Non ho fatto mai del male a nessuno e tutto qua. Mentre questa persona mi ha fatto un sacco del male e questa malignità non mi piace a me, che mi ha tradito dopo 16 anni senza che io ci ho fatto niente, avendo a i miei figli e ella lo sa che io ci ho fatto mai magari niente, ella lo sa. Se poi fa la finta tonto, cattivo io non ci piace del bene e poi sono fatte di lei, io non sono fatti miei. Ma questa persona che la si piglia, diciamo si piglia, non lo so cosa ho successo tutta, io non lo sanno. Ma che differenza avete di una persona no? So cavolo, non aveva niente. E si pigliavano una povera vittima senza che un presunto, senza che ne mangiare né vivere, non serve a niente. Con me non ci mancava niente, ci accattava tutto quello che voleva. E io lo sa che ci accattava il tabacco, tutto, non ci mancava niente, le vestite, le scarpe, diceva quello, ma dai dicevo, te qua. Ma io sempre ci manca e gli ci dava sempre carta 50 euro, che lui che ci bisognava, perché la femmina giustamente gli chiedeva la moglie senza soldi, si faceva la spesa, accattavamo le bombe, si pagava la luce, tutto quello tutta la corrente che ci vuole per la casa, le prodotte, niente, non ci mancava niente, pure un pino alla lavatrice ci accattavo nuova, lei dingia. Pure la lavatrice? Pure la lavatrice nuova ci accattava aperto, tutto, il televisore nuovo. L'accontentava in tutto? Tutto. Ma meglio da così, se ci rompeva il telefonino ci si tecca, ma avere so qua come, piglia come una donna, piglia da una volata piglia come una, ma così si ragione come, anzi come io tocco che tu fa danno, perché io telefonino pure ce l'hai, ma non come dia, che come se una croce è danno, cosa ci porta? Ma vanno essere solo, ma a meno male che mio padre me la sta un po' zericata, perché se no me la stava in mezzo alle strade. Vedi che inverno che mi aveva la sei tua mia, non è giusto però quello che fai. Non è giusto, rovinarsi una famiglia, i nostri figli la vedo solo, è giusto magari capitare così la cosa, però non è giusto, dite là. Io quando tu dici finiscila, ma per le nostre figlie, e magari diamo una sistemata alla casa, diamoci la sistematina, di quello che si può. E tu andando un bacino più netti, mettessi di ingia, ciao bambina, dice prima si può un fiuto qua. E vedi quello è buono così, ora no, non funziona. Assai fumava? Fumava 2 tabacco al giorno si fumava, poi si metteva con il telefonino, 2 tabacco al giorno, aperto, non si scherza. Però non ci faceva caso, però io poi se ne oltre. Io si è messo con il telefonino a giocare. Vedi che mi sono come a sfasciare tutte le cose. Fece quello che fece. E ora per piano me ne va uscendo di questo problema. Spero che oggi domani trovo una ragazza, perché io non sono di quello che c'è si mangia, non ci manca niente. Non pretendo niente di nessuno. Ne pretendo, e manco me la pretendo, perché se uno vuole la mia per pretendere i soldi no. Che vuole la mia, se uno mi ha pigliato sincero, la moglie o la compagna la va a mantenere, è giusto. Però io so qui c'è, io manteneva dopo 16 anni, e la mia famiglia a Catanacciotto cose, io so cosa successe ora. Bello, che onore! Quando avevi che si è lasciato? Avevo già un anno e un mese già, anzi 2 mesi questo mese. 1 anno e 2 mesi? 1 anno e 2 mesi che di mio non c'è più. E mi fece passare l'alba di Dio, mi fece passare chissà. Ma tu ma che scherzavamo, ma abbiamo vero. Ma che aveva in testa chissà? Chi c'aveva il cervello? Peggio, chi c'aveva in testa? Non aveva il cervello. E sua madre peggio di peggio, sua madre non serve a niente, è brutta come la carta sua madre, brutta l'aria. Ma l'aria come la peste, mica fosse manco di pane mangia stessa vecchia.
che l'aria, erba del danno. E le mie figlie sta vecchia mi vicino pare, per colpa di sta vecchia, la vecchia sua mamma. A mia figlia ci va pure un braccialetto e ci ho messo sotto terra, perché giusto che come lei è. Vedi che sbagliava, c'ho una piscina non c'è più, se ne con l'angioletto perché tu ci volevo un bracciale, ma tu femmina sei. Ma con quale coraggio di fare una cosa di chissà? Ma manco ci aveva toccato il braccialetto a mia figlia, ma che scherzi tu accamatore? Non ti aveva permesso di nessun motivo, giusto è, non aveva fare una cosa di chissà, perciò qua piscina si ascolta, anche con le mie figlie, anche la mia cognata, è un mio cognato a dirlo. A mia cognata la ringrazierò sempre di quello che sta facendo, per carità. Però i miei figli stanno bene, sono belle sistemate, no, non ci manca niente, io c'è pollo, faccio vedere chiamato con le mie figlie, ma di quello che c'è. Ora quando ora ci incontriamo c'è qualche cosa. E poi Che tuo figlio ti sente? cioè, se mi sento con i miei figli, i miei figli sono bene sistemati, se vanno a scuola, i miei figli vanno seconda media per 13 anni, 11 anni e 9 anni mia figlia. Domasco è una femmina, sapete, due femmine e Domasco, purtroppo. Ti dico, in totale sono 3 o 4? Questo 4, però uno c'è più che se ne con Angiolette e me ne resta Domasco è una femmina. Però grazie a Dio, stanno bene, se ne vanno a scuola e tutto qua. Io mi voglio bene, abbraccio a tutte e speriamo che vada tutto così di meglio e tutto, non c'è niente di cattiveria, questa guerra che abbassano i prezzi di tutte le cose. È tutto. Speriamo che abbassa il prezzo di tutto, anche la benzina, tutto, la naffetta, tutto. Ok, vi voglio bene, vi abbraccio, arrivederci a tutte, ciao ciao. Oh yeah!